Siamo molto soddisfatti della presenza che c'è stata domenica, anche abbastanza inaspettata, visto che il meteo comunque non era dei più positivi. Alla fine si è sciato, non sotto il sole, ma la neve quella sì. Alla fine, dopo la pioggia di venerdì, è ritornata a coprire le piste del comprensorio della Val d'Aveto, dove nella sola giornata di domenica in tanti sono saliti per passare una giornata di sport e di relax tra le vette dell'Appennino. Di fatto è stata tenuta a battesimo la pista rossa, nel tracciato rinnovato e omologato Fisi. Siamo molto soddisfatti e penso che anche l'utenza abbia apprezzato questa rivoluzione un po' dei tracciati che sono stati ritoccati nei punti critici, quindi sicuramente per lo sciatore una pista che come tracciato è rimasta uguale, però completamente diversa come larghezze, come pendenze, è stata rivista un po' tutta, quindi abbiamo visto anche che domenica anche chi l'ha fatta ha notato che c'è stato un grosso lavoro, speriamo di continuare nei prossimi anni e di migliorarci ancora. Per quest'anno direi che comunque il lavoro fatto è stato apprezzato e l'omologazione comunque per noi è un grandissimo risultato. Una pista che a breve, il 23 e il 24 febbraio, ospiterà per la prima volta in Liguria le gare giovanili provinciali e regionali organizzate dallo Sci Club di Santo Stefano d'Aveto e che insieme a tutte le altre strutture, la pista blu, il baby park e i due rifugi, sarà aperta tutti i giorni fino al 10 marzo a partire da sabato prossimo. Prima volta viene fatta, è un grosso impegno per la nostra società anche a livello sia economico che di tempo e speriamo che sia ben accettata dall'utenza e che ci vengano a trovare in molti qua sui nostri Monti Liguri. Chiunque ci voglia raggiungere sicuramente anche delle scuole, gruppi o quant'altro non può altro che, cioè gli basta contattarci, noi siamo sempre aperti e disponibili ad ospitarli. In settimana comunque abbiamo un'offerta molto vantaggiosa per ski pass più pranzo a 28 euro, ski pass più panina a 25 euro, che sono due prezzi molto competitivi per chi viene da lunedì a venerdì a trovarci. Speriamo che sia apprezzata e vengano numerosi.